giorno, dopo 4 giorni che stiamo abbattuto, ma ci è stata una volta bella. Ho sapete perché? Perché ora ci metto polpetta napolitana, carne macinata, mollica di pane, provola, parmigiano, aglio, uova, sale, pepe e petrusina, non da me mancare a mucirmi. La polpetta napolitana si fa tutto quanto che male, perciò mi si quando. Allora come primo passaggio, mollica di pane, la facciamo con un bagnetto dall'acqua. Vedete? Mettiamo la mollica, la spugniamo tanto bella e poi la strizziamo. La mollica si ammolla, pigliamo la carne macinata, la mettiamo dentro. Poi la mollica di pane, vedete come si è inzuppata tutta l'acqua. La pigliamo e la strizziamo con le mani. 2 uova e una ruce. Quando basta, prezzemolo, sempre a cascare, a scendere, aglio tritato bene, perché è bello, l'aglio nella polpetta è bella, la polpetta napolitana, e una poco di pepe. Dopo che abbiamo tutti gli ingredienti, muovere bella, la dammi scavi in mano, così io. Vedete? Con la teschietta a mano, così. Ragazzi, dopo impastato bene, vedete come viene? Ci buttiamo un parmigiano perché ci l'abbiamo sciuppato. Tanto parmigiano. E lo facciamo asciugare ancora di più. Facciamo il polpetto. Prendiamo la carne macinata, la facciamo prima per le mani, poi dopo facciamo un buchetto e mezzo e mettiamo la provola. Con il palmo della mano la chiudiamo e poi incominciamo a lavorare per farla tonda, perché la polpetta è nata rotonda, non quadrata. Extra vergine, perché a me mi piace quando esce croccante. Mettiamo le nostre palle di fuoco dentro, vediamo se l'olio è pure pronto. Ecco qua, mamma mia che bellezza, guarda che bellezza, mamma mia che spettacolo. Voglio il polpetto sono pronta, ma ho un momento più bello, chi rilassaccia. La polpetta la prendete, fate così, guardate qua, chini, prova la inda, la petrusina e mo' un momento più bello. Mo' faccio una cosa, io già la puto per fare la buia, però io la polpetta a me mi piace mangiare così, come la mozzarella, pigliate a mano. Questo è un piatto che faceva nonna mia, è sempre bello, voglio, i piatti della nonna sono sempre saporiti. Un bacio a tutti quanti e poi ci aspettiamo alla prossima puntata.